Più trascorrono le giornate e più si stringe il cerchio nel campionato di Serie D Girone I. Tutto rimane in bilico sino all'ultima giornata. Per quanto concerne il salto in Serie C, che per la retrocessione nel campionato invece di eccellenza. Situazione critica per Licata che Aldino Liotta affronta il capolista Siracusa, che non può assolutamente concedersi distrazione contro una regina sempre in agguato. Licata dunque in piena bagarre per evitare la retrocessione diretta e si tratta di un match drammatico il cui risultato potrebbe ridisegnare la classifica. Stesso discorso vale anche per lo scontro del Giovanni Bruccoloere, dove il locale Castrum Favara dovrà strenuamente lottare contro la saga taldese del tecnico Orazio Pidatella. Entrambe si ritrovano a pari punti e chi perde rischia di essere risucchiato nei meandri dei play-out. Anche da Cireale si prospetta un derby importante contro un tranquillo Paternò. Infine, Regina Vibonese, un derby calabro d'alta tensione. A 3 turni dalla conclusione del campionato di eccellenza i giochi sembrano fatti, salvo chiaramente sorprese dell'ultima ora. L'Athletic Club Palermo con 4 punti di vantaggio sul Città di Gela gioca a Piana degli Albanesi un derby importantissimo ai fini della classifica. A questa gara guarda con molta attenzione lo stesso Città di Gela che spera in un passo falso per accorciare le distanze. Sulla strada gelese invece c'è l'unità si sciacca quasi del tutto, tagliata fuori dai playoff. Attualmente il distacco è di 12 punti e per regolamento ne sarebbero occorsi 8 almeno per essere inseriti nella griglia. Rimanendo così la classifica generale, il Città di Gela andrebbe alla fase successiva con l'altra finalista del girone B di eccellenza. Ancora 2 giornate dalla conclusione, invece nel torneo di promozione girone C. La lotta per il salto in eccellenza rimane sempre tra Giarre e Camarat, staccate da appena un punto. Fare passi falsi in queste ultime gare di campionato sarebbe un suicidio, ma può succedere di tutto sul filo di lana. Il Giarre gioca fuori sul campo del Villarosa San Sebastiano, mentre il Camarat ospita il Belpasso. Entrambe le avversarie sono abbastanza robuste, ma che non hanno più nulla da dire a questo campionato. Matematicamente chi si salva, chi si classifica al secondo posto, va direttamente ai playoff regionali contro le vincenti degli altri gironi siciliani. Per quanto riguarda la salvezza, tutte le agrigentine sono al riparo da eventuali pericoli. Stiamo parlando di Gemini, Aragona e Casteltermine e proprio questa domenica al Totòrusso è in programma il derby Aragona-Casteltermine. Infine in seconda categoria c'è un verdetto nel girone B. Il Cianciana di Raimondo Saleme, il tecnico di questa squadra agrigentina, ha vinto il campionato ed approda in prima categoria. Una stagione fantastica che ha registrato 15 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte e che ha concluso il torneo con 47 punti, vale a dire 6 in più sulle immediate inseguitrici del Prizzi. In questo campionato si disputeranno invece i playoff, a cui parteciperanno Prizzi, l'Agrigentina River Platani, l'Atletico Marsala e il Città di Giuliana. Infine, l'unica a retrocedere in terza categoria è il Partanna. Finalmente, Presidente, abbiamo raggiunto l'obiettivo tanto atteso. Sì. Felici per la giornata, felici per l'afflusso di pubblico, meritato successo, un campionato gestito sin dalla prima partita di campionato, sempre in testa al campionato. Meritato perché la società ha costruito bene, un gruppo di dirigenti giovani, competenti, attorniati anche dal pubblico. Dobbiamo ringraziare anche sempre l'amministrazione comunale, tutti i nostri sponsor. I ragazzi sono stati splendidi, il mister Salemi li ha saputi condurre a questa vittoria meritata. Non possiamo dire che altro che grazie a tutti. Porteremo avanti il nome di Cianciana anche nelle semifinali di Coppa. È un trofeo a cui teniamo tantissimo perché nella mia carriera calcistica e nella storia di Cianciana non si è mai vinto questo trofeo e cercheremo di arrivare fino in fondo sempre
se le altre squadre ce lo permetteranno. Adesso la prima ci aspetta. Sì, la prima ci aspetta e ci godiamo questa vittoria, ci concentreremo ai playoff, alle semifinali di Coppa e poi partiremo dopo un po' di riposo a programmare una prima categoria che possa rendere più partecipe il paese di Cianciano. Grande derby tra Aragona e Casteltermine. Abbiamo qua il presidente Luigi Monreale, ecco. Si tratta di un derby molto sentito, però è fine stagione ed ecco, tutte e due le squadre ormai occupano un posto in classifica abbastanza tranquilla, quindi si giocherà a viso aperto. Assolutamente sì, domani noi ci concediamo dal nostro pubblico in vista di questo derby perché sarà l'ultima nostra apparizione tra le mura casalinghe. Una gara di fine stagione, ha detto bene lei, tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato e che hanno acquisito, diciamo, la salvezza. Però intendiamo onorare al meglio questa gara e quindi giocheremo sicuramente per fare una bella figura. Che campionato è stato per l'Aragona? Avete centrato il vostro obiettivo oppure avete qualche rammarico? Ma guardi, io dico che il nostro è stato un campionato un po' dai due volti, perché abbiamo fatto un giro d'andata veramente bello, giocato ad alta intensità, l'abbiamo chiuso anche in una posizione di classifica importante, poi però nella seconda parte c'è stato un calo io definisco mentale, forse i ragazzi si sono sentiti appagati per il traguardo magari della salvezza raggiunta in anticipo e quindi abbiamo perso un po' di terreno, però tutto sommato come primo anno di promozione ci riteniamo soddisfatti per il campionato fatto. Un campionato strano dove non si disputeranno i play-off. Ma ad oggi questo la matematica non lo dice, però insomma da quello che si vede è assai probabile che non si disputeranno i playoff, però ecco, onore sicuramente al Camarat e al Giarre che hanno fatto un campionato straordinario, ma da dire anche che comunque i budget che hanno messo a disposizione erano notevolmente superiori rispetto alle altre competitor.